Giuseppe Maria Sassano, responsabile unico del progetto PNRR Laboratori. Ci siamo riusciti non con poche difficoltà, perché immaginate di portare l'aereo al centro storico di Catania. Era un obiettivo che ci siamo dati nel 2023, quando abbiamo voluto prendere un pezzo di storia di questa città e l'abbiamo voluto ristrutturare, lo abbiamo voluto ridonare a questa città in una forma totalmente nuova. Erano stalle per cavalli, oggi sarà un centro di alta formazione tecnologica dove l'aereo, il laboratorio di manutenzione aeronautica, è un pezzo fondamentale di quella che sarà una bellissima storia che racconteremo ai nostri studenti e ai nostri ragazzi siciliani. L'aereo, che fondamentalmente è un velivolo che non è, come dire, pronto a decollare, ma ha tutto quello che prevede il velivolo. E i ragazzi faranno manutenzione aeronautica, i ragazzi saranno preparati all'uso dei radar, i ragazzi saranno istruiti per poter poi essere immessi direttamente nel mondo del lavoro. Il 19 giugno sì, faremo la nostra inaugurazione, dove presenteremo ai ministri, dove presenteremo alla città, presenteremo agli studenti, a tutti gli esperti, i professionisti, ai soci fondatori il grande lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Parliamo di circa 13 milioni di finanziamenti a valere sul PNRR Missione 4, soldi che vanno spesi e certificati entro il 30 giugno, e vi devo dire con un pizzico di orgoglio che riusciremo in questa, che vi assicuro non è stata una battaglia semplice.